Sono partiti alle 2 del pomeriggio con il loro carico di viveri e di grande solidarietà ai bilici della Man Group di Olmi di San Biagio di Callalta, probabilmente una delle più lunghe e importanti colonne umanitarie che stanno partendo dall'Italia. I mezzi sono diretti a Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Per raggiungere la città avranno bisogno dell'ok della Farnesina. Un viaggio complicato, benedetto da Don Edi, con parole tutt'altro che di circostanza. Cito una frase che molti di noi hanno ascoltato nel film Schindler's List, non so se vi ricordate: chi salva una vita salva il mondo intero. Ecco, io credo che oggi voi con questo servizio, non una ma tantissimo, allora la gratitudine di tutte le parrocchie, ma penso di San Biagio e di tutte le famiglie che vi accompagnano. Grazie. Vi do la benedizione Grazie. e grazie di cuore per questo servizio. Grazie. Poi l'abbraccio con il titolare Antonio, che guiderà la task force e che in pochi giorni ha raccolto 1650 quintali di materiale da privati e imprese. Commosso il saluto della moglie Chetti. Molto emozionata, sì. Quello di suo marito è un bel gesto. È un gesto enorme, è stato un grande, sì. Cosa lei ha detto? Che torna con tutti, perché gli ho detto siete in 9, tornate tutti 9. È un po' preoccupato. Sì. Lo spirito di Antonio e dei suoi autisti è un mix di emozioni. Sanno che ad attenderli ci sono scenari di guerra, anche se l'area di Leopoli al momento sembra risparmiata dalla furia russa. Paura perché non so cosa trovo, però con tanta forza per aiutare queste persone. Speriamo che vada tutto bene, che non ci siano disguidi o cose strane, comunque lo spirito c'è. E la voglia di aiutare queste persone che purtroppo non hanno colpa e poi è bello andare a fare queste cose umanitarie in giro per il mondo e vediamo come va. Non si sa come possa andare. Antonio è il perno di tutto e ci ha dato la possibilità di vivere anche questa esperienza, perché lui ha sempre 1000 idee. Una di queste è aiutare l'Ucraina. Il costo dell'operazione, circa 50.000 euro, sarà totalmente a carico di MAND. Di fronte alla solidarietà non c'è caro carburante che tenga. La spedizione è iniziata.